Sull'emergenza idrica che ancora interessa diversi condomini di Fontanelle si è tenuta un'assemblea nei locali del comitato Fontanelle Insieme per affrontare la grave situazione che è diventata esasperante per decine di famiglie con le autobotti che si vedono per le strade a testimoniare che l'emergenza da queste parti continua. Ieri abbiamo dato notizia dell'intervento di Legambiente di Agrigento che chiede equità e rispetto delle regole, stigmatizzando la disparità di trattamento. Presente all'assemblea l'ingegnere Giuseppe Riccobene di Legambiente. Lo abbiamo intervistato. Siamo a Fontanelle questa sera dove si sta tenendo una riunione di quartiere per quanto riguarda la carenza idrica che purtroppo continua. Fontanelle è esemplare per l'organizzazione del suo comitato di quartiere, è altresì esemplare per come per la dignità che sta dimostrando nel subire questa crisi idrica infinita. L'estate del 2024 è lontana di molti mesi, ma qui c'è ancora gente che si alimenta esclusivamente tramite autobotti. Legambiente proprio ieri ha diramato una nota stampa in cui continua a richiedere una maggiore serietà, una maggiore appropriatezza nelle soluzioni che ATI e AICA dovevano apportare alla distribuzione idrica. Continuiamo a chiedere quello che chiediamo da anni, ma ancora non vediamo le giuste soluzioni. La grande manifestazione sembrava che potesse mettere fine a questa vergogna, invece no. Ma la manifestazione ha dimostrato altre cose, ha dimostrato una capacità di mobilitazione democratica, ha dimostrato che gli agrigentini comunque sentono il problema e vorrebbero che chi è pagato per risolverlo facesse bene il proprio lavoro. Io non sono nativo di Agrigento, sono della provincia. Sono arrivato ad Agrigento il 1° luglio del 68, ero ragazzo. Da allora la prima manifestazione a cui io ho partecipato, quindi da giovane, è stata la marcia per l'acqua. Altro che 90. Qui stiamo parlando di secoli.